Chi sta lì un complimento che le rivolta a tutti, al pubblico e a chi che lavori. E permettetemi di fare un saluto ufficiale in lingue furlane perché i colonos sono per eccellenza un momento, un spazio di identità linguistica e culturale di quelle diversità che sono oggi più necessarie che mai, non in senso anti contro qualcuno, ma come eccellenza dei territori per fronteggiare anche la globalizzazione. Prima di... sono contento che approviate questa idea. Sperando che diventi un valore nuovo di riferimento proprio per una nuova società che supera questa crisi. Filippo. Beh, grazie. No, grazie intanto a questo pubblico. Io vengo ai Colonos con un piacere assoluto perché un pubblico del genere non si riesce a raccogliere in un grande teatro a Roma o a Firenze. Siete molto bravi, ma sono bravi loro perché affrontano anche l'umido, il rischio di pioggia. Vengo per sentire te. Ma no, ma c'è una cosa di più, cioè qui c'è anche l'atmosfera di Colonos che aiuta. Infatti già questa atmosfera è una risposta. Cioè voi siete una sorta di microbo che uno dovrebbe analizzare sotto il microscopio per capire come si viene fuori da una situazione critica.